Nel giorno in cui il presidente Zaia annuncia che il numero dei decessi ha superato i 3.000, si torna a parlare di un piano di emergenza straordinario su cui però il governatore mantiene ancora il riservo. Il piano tiene, perché il piano che abbiamo fatto con l'ingegnere Fattori è un piano che tiene, perché noi siamo fino a 6.000 e poi abbiamo un'altra roba che non diciamo, giusto? Ma fino a 6.000 ci siamo, pronti anche al peggio e siamo organizzati anche per il peggio. Ma sentite, stiamo parlando, hai capito? Se cade un meteorite, avete un piano per il meteorite? Sì, lo avemo, invento, c'è il piano, cioè siamo pronti a tutto. La conferenza stampa è stata l'occasione per rendere noti i numeri delle forniture di dispositivi individuali distribuiti dal 26 febbraio a oggi a strutture sanitarie, medici di base, pediatri di libera scelta, case di riposo. Intanto da venerdì la mappa Covid d'Italia potrebbe colorarsi d'arancione, ma per il momento Zaia si dice positivo. I nostri dati sono assolutamente buoni, dopodiché capite che siamo tutti appesi all'R con T. Ovvio che noi lo stiamo calcolando, però le formule che utilizziamo sono le nostre formule, adesso cercheremo di capire. Guardate, io spero veramente che si possa riconfermare la nostra area gialla, penso che non abbiamo demeriti per passare in una zona arancione. Positivo, con riserva e tanta cautela, nessuna previsione ad esempio sull'ormai prossimo Natale. E oggi previsioni tipo natalizie eviterei di farle, insomma, cioè la domanda ricorrente è dire ma il Natale come sarà? Natale come sarà? Ve lo so dire Natale come sarà?